Allora, eccoci tornati in studio, ultima parte della nostra trasmissione, questa sera inizia un po' più tardi ma cercheremo di andare veloci, parleremo ovviamente del nuovo governo, il governo che si cerca di formare in queste ore, l'opera di Giuseppe Conte, ma come sempre abbiamo la nostra ricorrenza storica, la sentiamo nella sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. Il 4 maggio 1915. L'Italia dichiara guerra all'impero austro-ungarico. A 10 mesi dall'inizio delle ostilità, le truppe italiane passano il confine puntando verso Trentino, Friuli e Venezia Giulia. Inizia una guerra che sarà una vera carneficina, oltre 1.200.000 morti tra soldati e civili italiani. Ma introduciamo il tema con questo breve brano del film Uomini contro di Francesco Rosi. Vediamo. Basta soldati italiani! Basta! Basta soldato italiano! Non si può uccidere così! Tornate indietro! Basta! 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 Con questa guerra di morti di fame! Contro morti di fame! Avanti! Avanti, soldati della mia gloriosa divisione! Avanti! Avanti! Eccolo là il nemico! È alle spalle! Soldati, alzatevi! E squadriamo là! 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 Allora, ecco qua questa ricorrenza veramente tragica. Allora, presentiamo gli ospiti anche che ci accompagnano in questa seconda parte della nostra trasmissione. Inizio alla mia sinistra. Buonasera a Federico Valotto di Fratelli d'Italia, buonasera, grazie di essere qua. Abbiamo Giorgio Marchetto del Movimento 5 Stelle, buonasera Marchetto, grazie anche a lei. Finalmente abbiamo un esponente del Movimento 5 Stelle dopo un po' di settimane di assenza. Buonasera a Luciano Sandonà della Lega, buonasera anche a lei. Francesco Scopelliti del Partito Democratico, al suo fianco Fabio Maggio di Forza Italia. Allora, una guerra di morti di fame, diceva Jean Maria Volonté in questo film, e noi intitoliamo 1.200.000 morti per Trento e Trieste. Inizierei per un velocissimo commento, un ricordo di questo 24 maggio 1915, Luciano Sandonà. Ma chi non ha ricordi qui visto che la Grande Guerra praticamente nel fronte italiano si è combattuta praticamente nel nostro territorio. Prima... Certo. Le immagini queste qui facevano riferimento all'altopiano di Asiago. All'altopiano di Asiago, dove c'è stata appunto, era una delle parti del fronte, successivamente, diciamo, la seconda parte, chiamiamola la seconda parte della guerra, successiva poi alla disfatta di Caporetto, dove le truppe italiane si sono ritirate sul Piave, sul Montello e sull'altopiano di Asiago. Quindi tutti quanti, appunto nel nostro territorio si è vissuta la Grande Guerra. Padova era il centro operativo, fra l'altro, di questa seconda parte della guerra. Abbiamo poi addirittura l'armistizio è stato filmato alle porte di Padova, quindi insomma è una guerra che ha profondamente segnato il nostro territorio e anche la gente nei nostri paesi. Noi la ricordiamo ogni anno il 4 novembre
e davanti ai monumenti dei caduti in tutti i nostri paesi c'è un elenco molto lungo di morti e di persone certo. Che hanno subito, anche di famiglie che sono state poi chiamate con appunto a offrire il proprio sacrificio alla patria. Moltissime persone hanno dato la propria vita. Certo. Federico Valotto. Si tratta indubbiamente di una data che nella sua tragicità ha un'evidenza di valore simbolico. Ricordiamoci che sì, nell'enorme macello che è stata la prima guerra mondiale è stato forse il primo avvenimento in cui gli italiani si sono riscoperti popolo, è stata la prima grande prova a cui l'Italia è stata chiamata come collettività. E va ricordata assolutamente ogni anno. Credo che sia importante che i giovani si rendano conto che se adesso, al di là degli accorgimenti geografici, se vivono in un paese quale l'Italia, non è caduto dall'alto, ma è dovuto anche al sacrificio di tanti giovani. Come Fratelli d'Italia siamo molto sensibili a questo tema, lo ricordiamo con diversi avvenimenti in questi giorni, speriamo insomma che ogni anno venga sempre portata avanti questa tradizione. Certo. Giorgio Marchetto. Sì, questa è stata una guerra che i nonni ce l'hanno raccontata, però credo che nel centenario della Grande Guerra non sia stato fatto a sufficienza per ricordare l'evento in sé. Noi ce l'abbiamo qui a due passi e devo dire che i segni che la storia ha lasciato, che le tragedie, andando proprio sul Pasubio, sull'altopiano, si percepisce proprio ancora, gli spari si percepiscono su certi posti, le voci dei soldati nelle trincee. Credo che la nostra regione debba investire risorse per far sì che questi segni rimangano nel tempo, di poter restaurare i forti, poter restaurare le trincee, poter creare dei percorsi per poter portare appunto i giovani in visita in quei luoghi, perché solo andando in quei luoghi e vivendo e raccontando la storia, cosa è successo, calpestando proprio quei luoghi, riesce a comprendere cosa hanno provato questi soldati a vivere anni sotto il freddo, al gelo, cioè proprio degli sforzi. Non vuol dire partire e andare in guerra come intendiamo oggi, cioè lì partivano a piedi, vivevano a -10, -20 su queste trincee e sono praticamente parenti nostri, perché alla lunga sono i nostri parenti. Quindi io credo che bisogna investire. Abbiamo perso una chance dal mio punto di vista con il centenario, però non dobbiamo aspettare altri 100 anni per dopo non trovare più niente, dobbiamo ravvivare subito questi luoghi, perché sono fondamentali per noi. Certo. Francesco Coppellitti, è stata una follia collettiva. La guerra è sempre follia collettiva, insomma. Io vorrei fare 3 brevissime considerazioni. La prima, mio nonno Nino era un ragazzo del 99, fiero della sua medaglia, credo che gli abbiano dato anche una piccola pensioncina per questo, cioè una cosa come 1000 lire al mese, non so, se non ricordo male. E quindi è stato tra quelli che sono tornati. Grazie a Dio, fra quelli che è tornato, sì. La seconda considerazione è questa, che la nostra generazione forse è la prima a non aver avuto la tragedia appunto della guerra, no? Che invece le generazioni dei nostri nonni e dei nostri padri hanno vissuto appunto sulla propria pelle. E poi mi piace ricordare il fatto che io dall'84 all'87 sono stato ufficiale dell'esercito, ero alfiere di un gruppo di artiglieria e sono stato spesso a Villa Giusti a fare la commemorazione, insomma, certo. Ecco, una bella cosa, insomma. Fabio Maggio. Ma io intanto ringrazio te per aver cominciato con questo argomento, perché io sono amministratore di un comune che è stato la testa di ponte della prima guerra mondiale. Pederobba, il Monte Tomba e il Monfenera sono stati i teatri delle più violente battaglie d'arresto che hanno consentito a questo paese di vincere la guerra. Io faccio un ringraziamento pubblico in questi 4 anni a tutte le associazioni d'Arma che hanno permesso di ricordare e di celebrare la ricorrenza del centenario della Grande Guerra, perché è stato fatto un lavoro straordinario che è arrivato dal basso principalmente.
E credo che quello che è stato fatto, le iniziative che sono state svolte in questi anni non possano che essere lodate, ma devono trovare sicuramente uno sbocco nei prossimi anni, perché la memoria non sia abbandonata e perché quegli eventi non siano perduti. In modo particolare noi a Federoba abbiamo creato degli eventi che avranno ricorrenza nei prossimi anni. A cui a settembre svolgeremo un trail, una corsa che si svolgerà tra Federoba e Valdobbiadene sul fronte della Grande Guerra, quindi attraversando i luoghi che un tempo videro combattere i nostri avi. Si chiamerà la centenaria, ma è solo un esempio di come intendiamo proseguire diciamo, l'investimento sulla ricorrenza di questa tragedia che va assolutamente ricordata. Ermanno, va ricordata, ma va ricordata anche per quella che è stata la sua tragicità. Abbiamo visto prima le immagini del film Uomini contro, c'era anche, ci sono stati anche questi casi in cui gli uomini venivano mandati all'assalto, dall'altra parte gli dicevano fermatevi, però se tornavano indietro c'era qualcuno che sparava. Sì, questi era la guerra, e fu una guerra, la prima guerra di trincea, ed è una guerra completamente diversa da tutte le guerre precedenti. È una guerra voluta da un'evoluzione dell'industria bellica, come fare denaro con la guerra. Lo si faceva anche prima, si andava a conquistare dei terreni, dei territori, si annettevano, lo fa Napoleone con grandi spedizioni, eccetera, però erano battaglie campali, non sono battaglie di confine dove ci sono delle trincee, dove si rimane dentro le trincee giorno e notte sotto bombardamenti continui, e abbiamo un fenomeno che non si ripeterà poi così in maniera importante nelle guerre successive, che sono forme di pazzia, perché questa gente che era dentro le trincee sentiva i bombardamenti giorno e notte, e rischiavano, perché quando molti di questi restavano sotto questi milioni di proiettili sono stati lanciati dai cannoni, al punto tale che la Germania chiede l'armistizio perché non sa più cosa sparare. Questa è stata la guerra. Ma quello che lascia pensare, e bisogna ricredere, con tutto il rispetto di chi ha partecipato a questa guerra, perché ha sofferto, perché è morto, per un ideale che non aveva, è un ideale che gli è stato messo sulla schiena dopo, di un'Italia che poteva avere quello che ha avuto lo stesso, perché sia l'Austria che la Germania, più che l'Italia stesse fuori, gli avevano promesso le stesse cose che avevano promesso gli alleati, che poi questi alleati non hanno rispettato, e quindi questo povero re nano, no? Lo chiamavano Curtatone, avendo sposato una donna grande la chiamavano Curtatone Montanara. Questo re nano si inventa di dichiarare guerra. Nessuno ci aveva dichiarato guerra, si aspettava che la guerra finiva, eravamo il paese più fortunato del mondo. Invece ci siamo messi in una crisi globale, dove nasceva, proprio da questa guerra, nasce il comunismo reale. Perché cosa viene preso Lenin? Viene caricato su un treno, viene finanziato con miliardi di Deutschmark, no? E viene mandato in Russia a fare la rivoluzione. E alla fine di questa rivoluzione viralmente si espande su tutto il territorio europeo. Germania, da cui poi nasce il nazismo, Italia, da cui nasce poi il fascismo, perché bisogna arrestare una situazione dove l'economia di quell'epoca stava evolvendo, e quindi c'era un contrasto di come gestire le risorse all'interno delle industrie. L'operaio veniva vessato e quindi pretendeva qualcosa di più. E naturalmente c'era la classe invece industriale che molto non era sensibile come lo è invece adesso, perché è cambiato completamente il mondo, e quindi è nato questo contrasto. Questo contrasto ha proseguito fino alla Seconda Guerra Mondiale.
dove i due colossi più grandi, il nazismo e il fascismo, si scontrano col comunismo con la benedizione degli americani che della seconda guerra mondiale hanno fatto gran poco, anzi hanno sobillato perché questi due colossi ideologici si scontrassero e si annientassero tra di loro. Ma torniamo alla prima guerra mondiale. Furono mandate gente al fronte che non era in grado né di attaccare né di difendersi. Non avevamo armi, non eravamo organizzati per fare una guerra. Il generale Cadorna aveva detto a Vittorio Emanuele II, che era un grande credulone, 3 spallate e arriviamo a Vienna. Non abbiamo fatto un passo avanti. Questa era la realtà, al di là di quello che era la guerra. Ma la cosa più strana è che le guerre l'Italia le fa dopo la sua unità. Quindi la guerra 1866, guerra di Prussia, la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, e gli esiti l'abbiamo visto quelli che sono, perché certamente la guerra del 1866 noi non l'abbiamo vinta, li hanno vinta i prussiani, noi abbiamo goduto della vittoria. La prima guerra mondiale purtroppo l'hanno vinta gli altri, perché se non ci fossero stati gli americani sicuramente francesi e inglesi l'avrebbero persa, perché non erano in grado di avere le risorse. E il cambiamento del conflitto è perché americani per la prima volta, lo faranno poi successivamente la seconda volta nella seconda guerra mondiale, bloccano tutti l'accesso alle materie prime alla Germania e quindi è costretta ad arrivare a un armistizio. Questa è l'evoluzione. A cosa è servita sostanzialmente? Mi pare che gli esiti successivi che abbiamo dovuto affrontare sono stati più drammatici della stessa guerra, perché poi è stato l'innesco della seconda guerra mondiale e della crescita di personaggi che sicuramente non erano meritevoli del ruolo che avevano. Un imbianchino come poteva essere Adolfo sicuramente non aveva la capacità mentale di poter gestire questa cosa. Su questo poi magari facciamo una puntata. Certo. Allora andiamo un attimo in pubblicità adesso. 2 minuti di pubblicità, torniamo subito e allora per parlare poi del nuovo governo, tra poco.